A tutti voi buona giornata, bentrovati a questo appuntamento con l'informazione in diretta di Telefriuli. È lutto nel mondo della cultura per la scomparsa dell'attrice e cantante Claudia Grimaz. Aveva 51 anni ed era malata da tempo. Dal balcone le abbasse, dal balcone. Mondo della cultura in lutto in regione. Si è spenta ieri a 51 anni Claudia Grimaz, attrice e cantante friulana da tempo alle prese con una malattia che non le ha lasciato scampo. Soprano, interprete e insegnante di canto al liceo musicale Percoto di Udine, era una donna molto attiva e conosciuta nell'ambito culturale e sociale. Aveva inciso dischi e collaborava da anni con diversi ensemble, tra i quali anche il coro popolare della Resistenza. In tanti nel settore artistico-culturale la stanno celebrando e piangendo, unendosi al dolore del marito e dei due figli. Tante le testimonianze di affetto che stanno giungendo in queste ore, da Rita Maffei, vicepresidente del CSS, all'attrice Aida Tagliente, dal musicista Rudy Fantin, allo scrittore Valerio Marchi, dal cantautore Lino Staulino alla cantautrice Prisca Benelli. Ma al cordoglio si uniscono anche enti e realtà con le quali l'artista aveva collaborato in passato, dal Circolo Arci di Udine alla Biblioteca di Lignano, dal Soccorso Alpino al mondo della politica. Tutti all'unisono ricordano come la musica e la recitazione avevano portato Claudia Grimaz ad essere una delle più ricercate cantanti e interpreti di musica popolare anche a livello internazionale. Basta che qualche volta a Sicilia cercano. Ed ora lo stupro di gruppo di Lignano. Ho bussato alla porta, ho suonato, niente. Allora l'ho sfondata a spallate. Volevo vederli in faccia, uno a uno. Si sono chiusi a chiave in bagno, li sentivo piagnucolare. Sono le parole del padre della 18enne che ha denunciato di essere stata abusata da 5 ragazzi in un appartamento di Lignano. L'uomo, udita la versione della figlia in lacrime, nel tardo pomeriggio di martedì si era precipitato nella casa dove si erano consumati i rapporti sessuali. Il suo sfogo è stato raccolto oggi da alcuni quotidiani. Poi hanno gridato aiuto, prosegue la ricostruzione dell'uomo. Pazzesco, loro chiedevano di essere aiutati dopo quello che avevano fatto a mia figlia, ha raccontato ancora il padre della ragazza. Non si è comunque arrivati allo scontro fisico, i condomini attirati dalle grida hanno cercato di calmare l'uomo e proprio in quei frangenti è giunta una pattuglia della squadra volante. L'uomo ha detto di non essere uno sceriffo e che non aveva con sé il cellulare quando la figlia lo ha raggiunto in spiaggia per raccontargli gli abusi. Sono stati recuperati solamente questa mattina con l'elicottero della Protezione Civile i 4 escursionisti rimasti bloccati ieri sera in un profondo canale della Vallaresia nelle Alpi Giulie. A lanciare l'allarme poco dopo le 21 alcuni conoscenti che non vedendoli arrivare nel punto d'incontro fissato a Malgacotta hanno chiesto aiuto. I 4 dispersi, 2 uomini e 2 donne tra i 50 e i 70 anni, 2 di Gemona, 1 di Brescia, 1 di Varese, erano partiti nel pomeriggio per una passeggiata. Durante l'escursione hanno preso un percorso sbagliato che conduce ad un rio attraverso salti di roccia. Non riuscendo più a proseguire, i 4 sono stati colti dal tramonto e quindi dal buio. Gli 8 uomini del soccorso alpino di Moggio Udinese della Guardia di Finanza li hanno individuati e raggiunti solamente poco prima della mezzanotte. Calandosi per circa 200 metri di dislivello sono riusciti a fornire teli termici necessari per trascorrere la notte in attesa del recupero aereo che sarebbe stato possibile solamente dopo l'alba. Trasportavano 10 migranti, di cui 4 stipati nel bagagliaio. 4 passer, un italiano e 3 bosniaci, sono stati arrestati in flagranza di reato ieri pomeriggio nel comune di Muggia per favoreggiamento dell'immigrazione illegale. Le 2 autovetture viaggiavano vicine, una attaccata all'altra, fatto che ha insospettito la polizia di frontiera di Trieste, che ha fatto scattare i controlli. A bordo della prima auto si trovavano il cittadino italiano e 2 bosniaci, alla guida dell'altra il terzo cittadino bosniaco con a bordo i clandestini stipati all'inverosimile, 8 provenienti dal Pakistan, 2 dal Bangladesh, nel gruppo anche 2 minorenni. Gli stranieri sono stati indagati per violazione della normativa sull'immigrazione e tutti i maggiorenni di età tra i 21 e i 40 anni hanno manifestato l'intenzione di chiedere la protezione internazionale. I 4 passer, già noti alle forze dell'ordine, sono stati trasferiti in 3 diverse carceri regionali. Sequestrate infine le 2 vetture.
Vanno ripristinate subito le riammissioni in Slovenia per fermare la tratta di esseri umani e la montagna di soldi che arriva alle organizzazioni criminali. È l'appello rivolto dall'assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti alla notizia dell'arresto dei 4 passer a Muggia. Occorre intervenire subito, ha detto Roberti. Per questo rinnoviamo la disponibilità al Ministero dell'Interno di dotare di un vero e proprio muro tecnologico il nostro confine, pur di fermare queste invasioni organizzate da criminali privi di qualsiasi briciolo di umanità. Voltiamo decisamente pagina, un tappo di sughero con il marchio della manifestazione e l'angelo simbolo di Udine. Questa è l'immagine che accompagnerà l'edizione 2021 di Friuli Doc. La Kermesse farà anche da cornice alla festa della patria del Friuli e per il 798° compleanno della città. Con un mese d'anticipo rispetto all'inaugurazione, prevista per il 9 settembre, il Comune di Udine svela l'immagine della 27ª edizione di Friuli Doc, un tappo di sughero con impressi il nome della manifestazione e l'angelo simbolo della città. Nei manifesti il marchio Friuli Doc è associato al claim «La bontà di una terra, la bellezza di una città». Non manca un riferimento alla coincidenza tra una delle giornate della Kermesse e il 798° compleanno del capoluogo friulano. Si punta sull'enogastronomia, uno degli elementi principali che oggi determinano la scelta di una destinazione turistica, per portare a Udine un pubblico qualificato proveniente da molte regioni italiane, oltre che da Austria e Slovenia. Poi attenzione rivolta anche a tutte le altre opportunità offerte dal capoluogo friulano, la bellezza del centro storico, l'offerta museale, l'artigianato tipico, gli eventi culturali e le proposte delle più rinomate osterie. Friuli Doc, commenta il sindaco Pietro Fontanini, farà da cornice ai festeggiamenti per la patria del Friuli e per il 798° compleanno della città. Il nostro obiettivo è rendere giustizia alla ricchezza del nostro panorama di storie e tradizioni e rendere questa kermesse una vetrina per dare lustro e visibilità a Udine. Il messaggio che vogliamo dare, aggiunge l'assessore alle attività produttive, turismo e grandi eventi del Comune di Udine Maurizio Franz, è quello di una città che, proprio perché rispetta con attenzione le regole di prevenzione, è pronta a girare pagina e a offrire momenti di svago a tutti i suoi ospiti. Vogliamo sempre più diventare meta di riferimento per chi è alla ricerca di un'enogastronomia d'eccellenza, sapendo di potervi affiancare una proposta particolarmente attraente anche in tema di arte, architettura, storia e spettacolo. Partono da oggi le prenotazioni delle vaccinazioni per gli adolescenti di età compresa tra 12 e 17 anni al Burlo Garofalo di Trieste. Si potrà prendere appuntamento attraverso il centralino regionale allo 0434 22 35 22 agli sportelli CUP e nelle farmacie. I numeri nel mondo, spiega il direttore del Dipartimento di Pediatrica del Burlo, Egidio Barbi, mostrano che la pandemia Covid è ancora in piena attività e si ritiene che dovremo convivere a lungo con questo virus e con le sue varianti attuali e future. Dopo più di un anno di pandemia, prosegue, possiamo dire con certezza che la pericolosità di questo virus è oltre 10 volte più alta di quella dell'influenza. Per fortuna oggi, continua Barbi, disponiamo di vaccini in grado di ridurre la pericolosità dell'infezione di almeno 10 volte, riportandola a livelli più vicini a quelli dell'influenza. Recenti studi su milioni di dosi, continua ancora il professionista, suggeriscono con forza che anche in adolescenza i benefici del vaccino rimangono molto favorevoli rispetto a rischi rari e mai gravi che sono stati rilevati a questa età, nonostante negli adolescenti l'infezione abbia molto raramente conseguenze gravi. Il Burlo ha aperto presso i propri ambulatori uno spazio dedicato per vaccinare gli adolescenti residenti in regione, inizialmente in 3 pomeriggi alla settimana, ampliabili in base alla domanda. Sarà anche un'occasione, chiarisce ancora Barbi, per porre le proprie domande e chiarire i propri dubbi su questa pandemia e sul vaccino. A disposizione di genitori e ragazzi che ne faranno richiesta ci sarà un immunologo pediatra. Stasera al Festival di Locarno sarà presentato il film di Mastro 5, La statua vivente, girato a Trieste, ritrovato e restaurato dalla Cineteca del Friuli. Ieri sera, sempre a Locarno, importante riconoscimento per il nostro Dante Spinotti.
La Cineteca del Friuli presenta stasera alle 18 in anteprima al 74esimo Locarno Film Festival il restauro del film La statua vivente del 1943 di Camillo Mastrocinque, girato e ambientato a Trieste e fino a poco tempo fa considerato perduto. È stato ritrovato in una copia 16 mm con sottotitoli in spagnolo in una collezione privata latinoamericana. Il film trae ispirazione dal dramma romanzo ottocentesco La statua di carne di Teobaldo Cicconi, natio di San Daniele del Friuli. La protagonista femminile della statua vivente, accanto a Fosco Giachetti che interpreta il marinaio Paolo, è l'attrice triestina Laura Solari nel doppio ruolo della candida Luisa, di cui Paolo si innamora ma che perderà, e di Rita, una prostituta fisicamente identica a Luisa. In una piccola parte, doppiato, appare Angelo Cecchelin, il massimo attore comico del teatro dialettale triestino. Ma star del film è la stessa Trieste, con il Porto Vecchio, la fiera di San Nicolò di Viale 20 Settembre, il bacino Sacchetta, la baia di Sistiana e si intravedono anche alcune vie e palazzi cittadini. Dopo la proiezione a Locarno, l'anteprima italiana sarà a Trieste nel corso della 20ª edizione del festival I Mille Occhi, cui seguiranno proiezioni in altre località della regione. Sempre a Locarno, ieri si è svolta la cerimonia di consegna del Pardo alla carriera a Dante Spinotti. Il riconoscimento al maestro delle luci, originario di Tolmezzo, presidente onorario della Cineteca del Friuli, si aggiunge ai tanti premi ricevuti nel corso di una lunga e luminosa carriera, cominciata in Italia e definitivamente decollata a Hollywood. Il direttore del festival, Giona Nazzaro, ha giustamente definito Spinotti un talento immenso della fotografia cinematografica, un artista che ha cambiato il modo di percepire le immagini sul grande schermo. Saranno ultimati entro febbraio 2022 i lavori di ristrutturazione del teatro di Codroipo. Oltre all'adeguamento delle reti tecnologiche saranno cambiate tutte le sedute e parte dell'arredo. Cantieri al teatro di Codroipo, vediamo a che punto sono e come procedono. L'importante struttura comunale come Teatro Comunale di Benoît de Cecco aveva necessità già da diverso tempo di un intervento importante di ristrutturazione e ricondizionamento anche sotto l'aspetto anche interno sia dei mobili sia delle sedute. L'intervento iniziale è stato per l'adeguamento sotto l'aspetto strutturale e impiantistico e poi è declinato anche in qualcosa di più importante, in cui è il rifacimento completo della sala interna anche con le sedute, con un investimento piuttosto importante previsto dall'amministrazione comunale di circa 1,5 milioni di euro, di cui una parte, di cui 1 milione finanziato dalla regione, il resto con fondi propri nostri. Questo vuole diventare, come è sempre stato, un punto di riferimento per la cultura del Medio Friuli, ma soprattutto per gli spettacoli teatrali che causa Covid, causa diversi impedimenti, hanno un po' rallentato la propria attività e Codroipo, come è sempre stato, punto trainando sull'aspetto culturale e teatrale, voglia diventare con questa struttura rinnovata e adeguata anche ai tempi moderni, ma soprattutto funzionale e utilizzabile per tutto l'arco dell'anno, con impianti di condizionamento e trattamento aria in vigore, in base anche alle necessità odierne, che diventi finalmente struttura come Dio comanda sotto l'aspetto teatrale, ma non solo, e anche cinematografico successivamente. Termina qui questa edizione del nostro telegiornale, tra pochissimo in diretta l'appuntamento con A voi la linea. Arrivederci.